Culla, bimba di 4 mesi, muore poco dopo il ricovero in ospedale a Treviso. Il dramma nella tarda serata a Montebelluna, l'urlo della mamma, il disperato aiuto dei vicini di casa e il sindaco, cordoglio di tutta la comunità. Ho visto un orso sulla strada per il Cansiglio, la segnalazione di un settantenne del Vittoriese, l'incontro ravvicinato ieri mattina nella zona di Sant'Augusto, l'animale è scappato alla vista dell'uomo. Finisce fuori pista contro un'auto parcheggiata sfiorando alcuni spettatori, brividi della storica corsa a Pedavena Croce Down e a schiantarsi il bolide da 1 milione di euro scelto per fare da apripista. Frana di grosse dimensioni si stacca dalla parete sud del Sorapissa tra San Vito di Cadore e Cortina, non è la prima volta nell'area, il video del crollo. In 6.000 dal Veneto a Pontida, saluti e baci da Salvini a chi se n'è andato dalla Lega, ma resta la divisione e molti big restano sul Pratone. Zaia su immigrazione e autonomia, il Leone di San Marco è incazzato. Migranti, domani il Consiglio dei Ministri per il piano di individuazione dei CPR, si cerca anche in Veneto, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia dice Bagnoli e Cona hanno già dato. In questo fine settimana è iniziata ufficialmente la vendemmia anche tra le colline del Prosecco, in alcune zone fra maltempo e malattie, tra i viticoltori c'è qualche timore per la qualità. Celebrazioni per Pio X nel pomeriggio a Riese, il Palio dei Mussi, la vittoria della borgata, la piazza, la rievocazione tradizionale per ricordare l'ascesa al Monte Grappa, proprio in sella a un asino del futuro Papa Sarto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso e dunque la cronaca in primo piano della tragedia consumatasi a Montebelluna, un malore in culla, è morta la bambina di 4 mesi soccorsa ieri sera a Montebelluna. Grande il cordoglio in città, prima della corsa a favore della Lilt per la piccola è stato osservato un minuto di silenzio, la procura deciderà ora se disporre l'autopsia come vorrebbe la famiglia. La piccola Sofia non ce l'ha fatta. La bambina di 4 mesi di origini albanesi, trovata ormai cianotica in culla e trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso, non si è più ripresa, lasciando nel dolore più grande i genitori, papà Olsi Coce e mamma Pranvera, che da anni abitano in via Tezzona a Montebelluna. Sofia era la minore di 3 figlie, le sorelline di 6 e 4 anni circa. Erano in casa nel momento in cui la mamma, che aveva rimesso in culla la piccola dopo averla allattata, si è accorta che la figlioletta non respirava più. È uscita in strada, ha gridato, sono accorsi i vicini, fratello e sorella che abitano di fronte. Sono stati i primi al telefono con gli operatori del SUEM 118 a prestare soccorso alla bambina, ma la bocca era libera, non c'erano segni di rigurgito. È possibile che si sia trattato di una morte bianca senza spiegazioni, se non il cuore che improvvisamente si è fermato. Mentre sul posto si portavano anche i carabinieri, l'elisoccorso di Treviso Emergenza è atterrato sul prato. La piccola è stata trasportata in pochi minuti al Cafoncello, ma non c'è stato nulla da fare. In via Tezzon lo shock è palpabile, i parenti si sono stretti alla famiglia, cordoglio anche tra i partecipanti della Montebelluna in rosa, la corsa a favore della Lilt. Una giornata di festa qui a Montebelluna funestata da questa notizia. Assolutamente sì, appena prima della partenza siamo venuti a conoscenza di questa grande tragedia, abbiamo effettuato un minuto di silenzio sia per la tragedia occorsa qui a Montebelluna ma anche per la tragedia occorsa a Torino Caselle. Il pensiero del sindaco va alla famiglia di Sofia, residente da anni a Montebelluna, ben integrata, papà muratore, mamma dedita alle bambine, ora questo dramma. Le tragedie sono sempre tragedie quando riguardano dei bambini che hanno tenera età, sinceramente fa venire la pelle d'oca perché il senso di umanità poi prevale su qualsiasi altro tipo di sentimento. Sarà mia cura poi mettermi in contatto con la famiglia perché credo che un gesto da parte del primo cittadino sia doveroso in determinati casi, per quanto doloroso sia anche per il sindaco poi ovviamente dover affrontare queste situazioni da un punto di vista umano. Parleremo poi anche della tragedia di Caselle di Torino, è stato osservato un minuto di silenzio come abbiamo sentito anche per quanto accaduto con le frecce tricolori. Intanto continuano le indagini dei carabinieri sul maxi sequestro di droga, sequestro record, 60 kg di stupefacente e quasi €500.000 in contanti. È stato stroncato un mercato, il mercato della droga destinato soprattutto a giovanissimi.
Proseguiranno con gli accertamenti sul libro mastro di acquisti e vendite, con l'esame delle sostanze sequestrate, le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Treviso rispetto al maxi sequestro di droga messo in atto a Silea contestualmente al rinvenimento di 410.000 euro in contanti. L'attenzione è puntata non solo sul giro d'affari e sulle compravendite degli stupefacenti, ma soprattutto sulla loro provenienza. Confezioni e singoli panetti riportano simboli e loghi riconoscibili a livello internazionale che stanno a indicare il produttore della droga, e da lì gli investigatori cercheranno ora di ricostruirne l'origine e i passaggi di mano che hanno portato il grosso quantitativo fino alla Marca, dove è stato intercettato dalle forze dell'ordine. 60 kg di droga tra hashish, marijuana, eroina ed ecstasy per il comando provinciale dei carabinieri. Aver individuato in via Macello la casa a 2 piani trasformata in un vero e proprio polo logistico degli stupefacenti è particolarmente importante perché è stato tolto dal mercato un consistente quantitativo di sostanze destinate principalmente a giovani e giovanissimi, non solo consumatori ma anche spacciatori. Il piccolo smercio di dosi finisce molte volte per fare da sfondo a fatti gravi come l'omicidio a Varago lo scorso 11 maggio del 17enne Aymen Adda Benameur. Una soddisfazione condivisa anche dalla sindaca di Silea, Rossella Cendron. Di aver interrotto questo flusso di spaccio di sostanze in un'età delicata è davvero considerevole. In quella stessa abitazione in passato era stata ricavata una serra di marijuana poi scoperta. I 2 cittadini albanesi di 35 e 42 anni arrestati insieme a un 45enne italiano risultavano puliti agli occhi delle forze dell'ordine, ben poco noti, senza particolari precedenti e senza dimora, 2 corrieri insospettabili e per questo con maggiore libertà di movimento. Mi colpisce il fatto che questa base logistica della droga sia a Silea, ma sappiamo che è un territorio davvero strategico da un punto di vista della viabilità e delle connessioni, e quindi non è solo importante per le aziende, per gli operatori economici. Purtroppo l'aspetto negativo è che è considerato strategico anche per la criminalità, e abbiamo potuto vederlo con questa operazione. E quindi davvero l'invito è alle forze dell'ordine di tutelare questo territorio in maniera particolare. Noi ci mettiamo a disposizione con appunto i nostri sistemi di videosorveglianza, la nostra polizia locale, al meglio delle nostre possibilità. Ho visto un orso sulla strada per il Cansiglio, la segnalazione ai carabinieri forestali di un escursionista 70enne del Vittoriese, l'incontro ravvicinato ieri mattina nella zona di Sant'Augusta. L'animale è scappato alla vista dell'uomo. A maggio e giugno erano state le fototrappole a catturare le immagini di un orso a Fregona e Cordignano, suscitando un misto di paura, scalpore e curiosità. Stavolta sono stati direttamente gli occhi di un escursionista a registrare la presenza di un plantigrado. Di prima mattina, alla luce del giorno, ore 7:30, località Sant'Augusta, nella zona di Vittorio Veneto. Secondo il suo racconto, l'uomo, un 70enne del Vittoriese in escursione, stava transitando su una strada sterrata in direzione Cansiglio quando si è accorto dell'orso adulto, non meglio indicato ma comunque di grossa taglia. Istanti di paura, ma è stato l'animale che alla sua vista subito si è allontanato facendo perdere le proprie tracce, più spaventato probabilmente dello stesso umano, che immediatamente ha segnalato l'accaduto ai carabinieri forestali, perché gli avvistamenti ormai si stanno moltiplicando. Ancora presto per capire se si tratti dello stesso animale registrato a Fregona e Cordignano, definito all'epoca un maschio di passaggio e svanito poi nel nulla. C'è una notizia di cronaca di una tragedia avvenuta nel Vicentino e che riguarda anche il Trevigiano. Il conducente di una motostaffetta di una gara ciclistica è morto dopo essere uscito di strada con il proprio mezzo. L'incidente è accaduto durante la Piccola Sanremo, manifestazione di ciclismo riservata alla categoria Under 23 e dilettanti che si trova a Sovizzo, in provincia di Vicenza. Per causa in corso di accertamento, una motostaffetta guidata da un 58enne residente nel Trevigiano che si trovava nella testa del gruppo è improvvisamente uscita di strada andando a schiantarsi contro un palo della segnaletica. L'impatto è stato violento e per l'uomo le condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del SUEM 118, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso. Al momento dell'incidente la corsa era giunta al penultimo giro, quindi un 58enne del Trevigiano che è morto in sella alla motostaffetta ha
a Sovizzo in questa gara ciclistica chiamata la Piccola Sanremo. E invece c'è stata una tragedia sfiorata alla storica corsa cronoscalata automobilistica in programma oggi, la Pedavena Croce d'Auni. Siamo nel Bellunese, un'auto che è finita fuori pista, un bolide che è finito fuori pista, come vediamo nelle immagini, ed è finita contro un'auto che si trovava appunto nella zona e ha sfiorato, come vedete proprio in questo video, gli spettatori che si trovavano a bordo strada. Si tratta di una supercar progettata dal designer bellunese Giorgio Pirolo, era stata scelta come apripista della gara. Il bolide frangivento del valore di circa 1 milione non è riuscito a completare la curva, finendo per sfondare il guardrail e impattando contro un'auto in sosta. Spavento ovviamente per gli spettatori che si trovavano ai bordi della strada e sono fortunatamente rimasti illesi. Adesso dovremmo collegarci, quindi restiamo per un attimo nel Bellunese al telefono con il nostro Stefano Bozzi, credo, perché nel pomeriggio c'è stato un enorme distacco di roccia dal Sorapis. Siamo tra San Vito di Cadore e Cortina, immagini che ovviamente hanno preoccupato le persone che si trovavano nei centri abitati. Stefano, sei in collegamento? Sì, buonasera Nicola, hai detto bene, c'è stato un fortissimo boato questa sera attorno alle 17 per un distacco massiccio di roccia. È stata enorme la frana che è scesa dalla parete sud della Croda Marcora, che è una delle vette che si trovano all'interno del gruppo del Sorapis e che è proprio ben visibile nella strada statale 51 di Alemagna tra San Vito di Cadore e Cortina ad Ampezzo. Una nube davvero incredibile perché la frana è stata importante. Per ora ho parlato direttamente con i vigili del fuoco e i carabinieri che erano sul posto e non abbiamo notizie di coinvolgimento di centri abitati, e a questo punto sembra improbabile, per quanto durante lo svolgimento di queste frane non c'è da escludere che qualche ulteriore distaccamento possa chiaramente giungere a valle e fare appunto enormi danni. C'è invece molto timore per un possibile coinvolgimento di alpinisti, perché c'è una ferrata che si chiama la ferrata Berti, che passa proprio sul luogo che è stato interessato dal distaccamento. Sul posto, ripeto, ci sono stati presenti i carabinieri, protezione civile e i vigili del fuoco che sono intervenuti con il supporto dell'elicottero, e al momento diciamo che la situazione è in aggiornamento. La priorità è di verificare, come detto, il coinvolgimento di eventuali escursionisti della ferrata, anche se si spera che, visto l'orario serale, non ci fosse nessuno a percorrerla. Per ora accertare questa informazione richiederà del tempo, vista anche l'entità della frana e la morfologia della parete che scende proprio a valle verticalmente verso la statale 51 di Alemagna. E posso dirvi che da un primo sopralluogo avvenuto appunto tramite l'elicottero dei vigili del fuoco non sembra che ci siano persone coinvolte, e occorre dunque lavorare con alberghi e strutture per capire se questa sera qualcuno mancherà all'appello tra gli ospiti delle strutture. Ho parlato personalmente con il comandante Alessandro Bui, che mi ha riferito che per ora non hanno ricevuto segnalazioni di persone scomparse e che mancano davvero pochi rifugi all'appello, quindi è una frana molto spettacolare, ma per quanto riguarda il coinvolgimento di persone per ora è negativo e tutto farebbe ben sperare. Ricordo anche che è una zona già interessata da frane, perché è una zona montuosa composta da roccia molto friabile ed instabile, e infatti tutta la zona è segnata da grandi anche opere infrastrutturali che servono al contenimento di queste frane perché non arrivino proprio alla statale di Alemagna. Posso dirvi che è stato un intervento spettacolare, anche perché curiosamente mi trovavo praticamente sotto la parete proprio nel momento del distacco, quindi ho avuto modo di vedere personalmente la scena e di sentire il boato della frana. Quindi per ora mi sembra di poter dare un bilancio positivo, anche se chiaramente attenderemo informazioni più ufficiali e tutte le informazioni all'interno del servizio che manderemo in onda nella giornata di domani. Chiaramente Stefano, se ci sono aggiornamenti nel corso del telegiornale facci sapere. Le immagini che abbiamo visto sono proprio le tue, quelle che hai realizzato tu in zona. Allora, se ci sono aggiornamenti, proprio perché c'è questo dubbio, insomma, anche se è un dubbio lontano che ci possa essere qualche escursionista coinvolto, facci sapere. Grazie davvero a Stefano Bozzi. Grazie. Grazie a voi.
Grazie. Allora, torniamo nel Trevigiano, o meglio, torniamo a parlare del nord-est e della tragedia che ha colpito anche il nord-est. Stamattina alla base militare di Strana 4.000 presenze alla corsa del centenario dell'aeronautica, era una corsa in programma, un evento benefico per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Per questo non è stata cancellata, come alcuni altri eventi cancellati dell'aeronautica, proprio perché c'era questa valenza benefica, ma certo è stata un evento ridimensionato per portare rispetto di fronte alla tragedia immane avvenuta nel pomeriggio di ieri all'aeroporto di Torino Caselle. Intanto è sentito in queste ore il pilota friulano Oscar Del Do sotto inchiesta per quanto accaduto, lo schianto del suo jet delle Frecce Tricolori che ha portato alla morte di Laura, una bimba di appena 5 anni. Nel video della tragedia, Oscar Del Do è quel puntino che sale in cielo prima dell'impatto e delle fiamme. Eiezione con paracadute secondo la procedura nei pochi istanti in cui ha capito che non avrebbe potuto tenere in assetto il suo jet a causa dello stormo di uccelli entrato nei motori. Ha evitato che il Pony 4 delle Frecce Tricolori impattasse sul centro abitato, ma non ha impedito che la tragedia si consumasse. Ho dovuto lanciarmi o sarei morto, ha detto. Non ho visto quell'auto. L'auto nella quale viaggiava la famiglia Aurigliasso. Laura, morta a 5 anni tra le fiamme, nel seggiolino, il fratellino Andrea di 12 anni e la mamma Veronica, 41, in gravi condizioni, e il papà Paolo, 49 anni, le mani bruciate per aver tentato di salvare la piccola. Il maggiore Del Do, 35enne friulano di Torreano di Martignacco, nelle Frecce Tricolori dal 2020, viene sentito in queste ore dagli inquirenti che hanno aperto un'inchiesta. Un pilota esperto con oltre 2000 ore di attività alle spalle che proviene dal 132esimo gruppo del 51esimo Stormo di Strana. Ricordato come un ragazzo in gamba, serio, preparato, preciso e molto meticoloso, che si era impegnato tanto per riuscire a realizzare il suo sogno di entrare nelle Frecce. Secondo gli esperti ha cercato in tutti i modi di tenere in assetto l'aereo, riuscendo a eseguire la manovra di eiezione poco prima dell'impatto. Ha fatto quello che doveva essere fatto, ma questo non cancella la tragedia che ora insanguina il simbolo più amato dell'aeronautica militare. L'ultimo spettacolo in Veneto, l'Air Show di Jesolo, con la folla festante e l'intitolazione di un accesso al mare proprio alla pattuglia acrobatica. E poi, nei mesi scorsi, il passaggio suggestivo su Venezia o le evoluzioni in aprile, proprio al 51esimo Stormo di Strana. Un cordoglio unanime che arriva anche dalle istituzioni. Siamo vicini alla famiglia, ma siamo vicini anche all'aeronautica, perché sta vivendo anch'essa una tragedia grandissima, al pilota e a tutti quelli che ogni giorno, forze dell'ordine, militari, si impegnano per servire questa nazione. È una cosa che non vorremmo mai dover commentare, né vedere né dover commentare, però credo che ad oggi il sentimento più grande di tutti sia solo il cordoglio e anche la forte vicinanza alla famiglia di quella bimba, che io faccio fatica veramente a commentare. La politica adesso è il raduno della Lega a Pontida, erano in 6.000 dal Veneto. Saluti e baci dal segretario federale Salvini a chi se n'è andato, ovviamente in modo ironico, ma il movimento rimane diviso e molti big hanno scelto, come annunciato, il Pratone invece del palco. Per uno che se ne va, 10 migliori si avvicinano. Quindi saluti e baci a chi ha fatto altre scelte. Noi siamo la grande Lega. Da Pontida il segretario federale Matteo Salvini tiene per ultima la stoccata agli ormai ex leghisti che hanno lasciato il movimento, ed è anche un avvertimento a chi ci sta pensando e che invece del palco ha scelto il Pratone in mezzo ai militanti. In 6.000 dal Veneto, da cui sono partiti al mattino presto 47 pullman per raggiungere la provincia bergamasca e ribadire che la Lega c'è. La Lega è garante del fatto che questo governo durerà per tutti e 5 gli anni che gli italiani ci hanno chiesto durasse, non un minuto di meno. Matteo a Pontida e Giorgio a Lampedusa sono la sintesi di un obiettivo comune, di un destino comune. Non riusciranno a dividerci. Nessuna competizione con Meloni, ma un obiettivo comune. Faremo tutto quello che è democraticamente permesso per bloccare un'invasione che rischia di essere disastrosa. Lega autonomista ma amica di Marine Le Pen, la leader nazionalista francese ospite a Pontida, da dove ribadisce la sua alleanza con Salvini. Viva
l'Italia! Viva l'Italia! Viva la Lega! Viva la Lega! Viva il capitano! Viva il capitano! Viva E viva l'Europa delle nazioni! Quando è ora dell'intervento di Luca Zaia e di srotolare la bandiera del Veneto dal palco, manca mezza giunta di Palazzo Balbi. Come annunciato, Federico Caner, Giampaolo Bottacin, Roberto Marcato rimangono nel pratone, ma Zaia torna a ripetere che assessori in partenza dalla sua giunta non ce ne sono e va dritto su immigrazione e autonomia. Il leone è sempre più incazzato comunque, Beh, qualcuno pensa che la Lega si faccia indicare la via. La Lega indica la via, non se la fa indicare. Ci dicevano che eravamo razzisti quando parlavamo di federalismo. Oggi parliamo di autonomia e sono tutti federalisti. Ma qualcuno lo vuole spiegare a sta gente che l'autonomia è il federalismo? Glielo volete spiegare? Una missione affidata al ministro per le autonomie Roberto Calderoli che scandisce le tappe. Io sono convinto che entro la fine del mese finiremo in commissione per l'ottobre 2023, il provvedimento sarà in aula al Senato e questo vuol dire 2024, l'anno della autonomia. Il tema dei migranti è stato, l'abbiamo sentito sul palco, uno dei temi e Salvini ha citato ovviamente Lampedusa e la visita di von der Leyen a Lampedusa. Oggi la visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen fianco a fianco con Giorgia Meloni e domani il Consiglio dei Ministri per stendere il piano di individuazione dei centri per i rimpatri dei migranti. Si cerca ovviamente anche in Veneto. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il senatore De Carlo, auspica però che non si prendano in considerazione due ex hub diventati tristemente noti negli ultimi anni. Io non posso escludere nulla perché ovviamente sono valutazioni che aspettano al Ministero dell'Interno. Cona e Bagnoli credo abbiano già dato in passato e che quindi siano due aree che per quanto magari possano anche ottemperare queste caratteristiche, sono sicuramente aree che hanno già pagato un prezzo alto nella gestione dei migranti precedente. Cona e Bagnoli hanno già dato, dice il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Come dire, nella nostra regione si deve cercare altrove per i CPR, ma che le due aree del veneziano e del padovano, nel recente passato maxi hub delle polemiche, possano essere nella lista delle ipotesi è altamente probabile. L'obiettivo di Palazzo Chigi, d'altronde, è quello di avere a disposizione un centro per i rimpatri in ogni regione. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a stendere il piano per l'individuazione delle strutture. Dove verranno fatti poi spetterà naturalmente ad una valutazione che terrà conto sia della facilità che sia una zona assolutamente poco abitata, che sia una zona facilmente controllabile e che sia anche in un'area vicina alla possibilità quindi di reimpatrio. Misura emergenziale, sottolinea De Carlo, non la soluzione che deve venire dall'Europa. La visita di Ursula von der Leyen a Lampedusa al fianco di Giorgia Meloni è un primo passo. A me fa piacere che la von der Leyen si esprima in questi termini, adesso però voglio vedere la concretezza dei fatti perché ad oggi l'Italia è rimasta da sola e anche quando l'Italia ha fatto da coordinatrice rispetto a tanti accordi dall'altra parte del Mediterraneo, poi sono state altre forze, altre nazioni europee a tirare il freno a mano. Mentre la Premier ribadisce l'obiettivo sono i rimpatri, non la redistribuzione. Le questioni dei migranti vanno trattate nei paesi di origine, un po' come stiamo facendo e abbiamo fatto col decreto flussi. Da lì partono i migranti che servono a questa nazione e che hanno poi possibilità di trovare un lavoro. Chi entra illegalmente in questa nazione sarà trattenuto per un massimo di 18 mesi ed espulso immediatamente se non ha i requisiti per rimanervi. Il problema resta sempre uno, trovare i luoghi e le strutture per i CPR, con l'inevitabile rischio di scontrarsi con il territorio scelto. E a chi tuona i centri per il rimpatrio sono come delle carceri, sono incostituzionali, risponde così. Io credo che incostituzionale sia strizzare l'occhiolino ai trafficanti di morte e non scindere tra quelli che rispettano le regole come gli immigrati regolari e quelli che lo fanno, che entrano in questo territorio in maniera irregolare. Quello è anticostituzionale. Adesso la vendemmia è iniziata questa settimana anche tra le colline del Prosecco. In alcune zone c'è qualche timore per la qualità. Ecco il primo mostro di Prosecco superiore. Siamo a ridosso dei Cavallot tra Miane e Col San Martino.
Qui le vigne di Glera esistono da sempre, come la fatica nel raccogliere grappolo per grappolo il frutto delle viti in pendenza. E ogni anno, tra malattie e maltempo, in questi giorni si inizia a valutare la produzione. E un parere l'abbiamo chiesto ad un viticoltore speciale, perché unisce la passione per il vino a quella per la sua gente. Sindaco, ma oggi anche nella veste di viticoltore. Come sta andando questo inizio di raccolta del prosecco in questa zona della DOCG? Allora, diciamo che intanto si inizia, sta andando, l'annata è, diciamo, come possiamo definirla, un'annata un po' particolare, si riscontra la presenza di un po' di malattia, però insomma tutto sommato la produzione qua da noi è anche buona, fortunatamente la tempesta ci ha lasciato tranquilli. Sulle viti chicchi maturi, ma anche qualche segno di peronospora e mal dell'esca, poco o niente invece per la temutissima flavescenza dorata. Flavescenza dorata no, perché qui da noi si è fatto un lavoro grazie agli agricoltori che si sono messi in rete con trattamenti mirati fatti tutti insieme, per cui non siamo riusciti ovviamente a debellarla, ma i grossi problemi che avevamo qualche anno fa adesso diciamo che ci hanno un po' lasciato tranquilli. E allora qual è, diciamo così, il nuovo problema? Quest'anno stranamente è ricomparsa la peronospora, una malattia che tra virgolette non ci ha mai abbandonato, ma che quest'anno in qualche modo è riuscita a prendere possesso un po' dei nostri vigneti. Prime provinature per il mosto che dà 14 gradi Babo, corrispondente a 9 alcolici, quindi pienamente all'interno del disciplinare. Tutto sommato quindi un avvio positivo per il Prosecco Superiore, che tra l'altro incassa in questi giorni un insolito riconoscimento. Nel suo tavolo, Sindaco, è arrivata una novità addirittura dal Ministero delle Finanze. Sì, grazie ad un nostro concittadino è arrivata la moneta che quest'anno, fatta dal Ministero delle Finanze, che quest'anno è dedicata al Veneto, in particolare al Prosecco e alla Gran Seola. Allora, pubblicità, poi torneremo proprio da Lucio Zanato, Ariese Pio X. Di nuovo in diretta, allora ci eravamo visti questa mattina e come promesso ci rivediamo questa sera. Lucio Zanato, Ariese Pio X, il Palio dei Mussi. Buonasera Lucio. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antena 3 del nostro telegiornale. Come vedete sono scese le ombre della sera qui al Mussodromo di Riese Pio X, ma come sentite in sottofondo la festa continua, perché qui è una grande festa, il Palio dei Mussi, e sono con i due vincitori, ovvero nella versione femminile e nella versione maschile. La cosa particolare è che la versione femminile prevede femminile la Amazzone, si dice così, e femmina anche l'asina. Versione maschile, maschio il fantino, maschio anche l'asino. Allora cominciamo con la vincitrice, ovvero Ilaria Alban. Grande soddisfazione, però anche grande preparazione. Sì, grande preparazione, ci vuole tempo, dedizione e un certo investimento anche di denaro, perché se si vuole insomma preparare al meglio l'asino, prima di tutto ho visto comunque un po' negli anni che l'alimentazione è cosa importante. Quindi una cosa seria, però bisogna anche dire che tu hai un'asina che dicono è da record. Beh, per adesso sì, ma spero ne verranno anche altri, insomma. Per adesso detiene il record, sì, del giro pista più veloce. Si può sempre migliorare però. Comunque intanto stiamo vedendo le immagini delle due gare e quindi adesso invece siamo con Federico Vanzo che invece è il vincitore. Va detto che tutti e due sono della stessa contrada, ovvero della piazza, quindi il Palio dei Mussi anche quest'anno se l'ha aggiudicato la piazza. L'anno scorso mi pare era Leiare, cioè la piazza e Leiare, perché Leiare era la versione... Piazza e Vallà. E Vallà per la, diciamo, la parte femminile, invece quest'anno ha fatto un plane, insomma, la vostra contrada. Però diciamo che c'è una particolarità, perché nel tuo caso l'asino è giovanissimo. Sì, ha solo 4 anni ed è appunto il primo palio che partecipa, con 2 mesi e mezzo di preparazione. Ecco, ma giusto per capire, perché i nostri telespettatori, ma finito il palio dei Mussi, i Mussi dove finiscono? Gli asini continuano la sua vita in box, in paddock, e al primo evento possibile li portiamo a qualsiasi fiera di zona. Siamo sempre in moto con gli asini, diciamo, in paese. Insomma, è come dire che voi non staccate mai, perché finita una gara cominciate già a prepararvi per un'altra. Sì, o anche semplici passeggiate tra amici o fiere limitrofe, ci ritroviamo bene o male tutti, dai. Senti, ma qual è il segreto per entrare in sintonia con la tua asina? Tempo, tanto tempo, dedicare
anche cure che vanno al di fuori dell'allenamento, che può essere anche una semplice coccola, e l'animale ha un suo modo di pensare, di ragionare e un suo modo di vederti, quindi se tu fai parte del branco è diverso, e se tu ti fai conoscere crei quel feeling, quel legame che poi in gara può fare la differenza. A proposito di feeling, una battuta poi lanciamo in servizio, ma è vero che il tuo asino l'hai dovuto portare anche al bar perché aveva paura? Ebbene sì, va sempre il battesimo fatto al bar, e più del bar persone non può vederne. Ma perché il bar? Perché vedendo molta gente, essendo stato fermo fino ad oggi ai 4 anni in paddock, si è abituato ai rumori, alle persone, a posti nuovi e alla segnaletica, soprattutto la linea bianca per terra è fondamentale in partenza con il canapo. Ecco, allora intanto ringraziamo Ilaria e Federico, lanciamo il servizio che racconta un po', diciamo così, questo evento, poi torniamo perché ci sono gli altri appuntamenti per Pio X. Vediamo il servizio. Palio maschile dei Mossi 2023 per la borgata alla piazza, Federico Banzo. Vincitrice palio femminile dei Mossi 2023 per la borgata alla piazza, Ilaria Alban. Così alla fine la piazza si è aggiudicata la 30ª edizione del Palio dei Mussi di Riese Pio X, una manifestazione che da sempre coinvolge tutti i colmelli e che vuole innanzitutto non far dimenticare le proprie radici. Storie di luoghi che raccontano la fatica dei campi, come la Iara, dove c'erano più sassi che terra dove seminare, oppure come le terre grosse, dove bastava una pioggia per impantanare carri, bestie e uomini. Tempi passati, ma da non dimenticare per le lezioni che ancora oggi ci possono dare. Ed è per questo che accanto alla sfida tra asini e fantini non può mancare la sfilata storica fatta di attrezzi che raccontano l'ingegno contadino e vestiari dove fazzolettoni e gonne lunghe nascondevano agli uomini una conquista che ti impegnava per la vita. Questa è una tradizione che ormai va avanti da 30 anni, ma che richiama una tradizione ormai secolare, vorrei dire, ed è un momento di festa per questo paese. Questa partecipazione dimostra che ripensare le proprie tradizioni, riviverle e ricrearle è la strada giusta per farle veramente continuare nel tempo. Allora, pronti, via! Partita velocissima con... Ma è nella gara che poi emerge il senso di appartenenza in quel sano campanilismo che non degrada il concorrente ma sprona a migliorarsi costantemente. E qui non c'è distinzione tra sessi, né tra asini né tra fantini. Qui conta l'affiattamento tra umano e animale, perché altrimenti gli zoccoli si piantano e non ce n'è per nessuno. E allora da spettatore scopri che a discapito della tradizione a volte c'è più saggezza nel musso che nel suo fantino, troppo preso magari nella gara. Del resto qui, prima o dopo, questo recinto si è tutti da Riese, ma nella corsa ognuno è per sé e Pio X è per tutti. È il biveggio fantino di Riese, Beltrame Orazio. Come si fa per guidare un muso? Un muso per tanta pazienza. Sì. Che vuoi più pazienza con i mussi o con gli uomini? Con gli uomini. Ecco, allora torniamo velocemente qui, giusto per parlare con Luciano Ceccato, presidente della Proloco. Quanta gente, abbiamo visto il servizio, quanta gente c'era presente oggi? Oggi bellissima giornata, le gradinate attorno al Mussodromo erano piene, c'erano sui 4.000 persone. Questo diciamo è l'appuntamento 30, il 31 viene già da sé, però ci sono degli appuntamenti importanti già giovedì prossimo nel nome di Pio X. Nel nome di Pio X giovedì prossimo ci sono delle inaugurazioni, più facciamo una cena comunitaria aperta a tutto il paese con il vescovo della diocesi. Esatto, 17:30 inaugurazione della casa restaurata di Pio X del museo, 18:30 celebrazione della Santa Messa con il vescovo, ovviamente aperta a tutti, e noi seguiremo anche questo evento. Se non hai domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato. Noi adesso invece torniamo a Treviso. In 2500 hanno partecipato questa mattina alla 7ª edizione di Camminare per la Vita, la camminata benefica organizzata al Parco Sant'Artemio dall'associazione presieduta dall'ex campionessa di sci Deborah Compagnoni. Dal 2017 ad oggi la manifestazione ha destinato 246.000 euro a sostegno di progetti di cura e ricerca pediatrica. Partenza libera dalle 9 alle 10, 2 percorsi di 4 e
10 km tra la città e il parco dello Storga. Tante le attività collaterali, laboratori, corsi e musica dal vivo in 2500 dunque a camminare per la vita. È stato definito il programma e aperte le iscrizioni per la 6ª edizione della Marca Classica, il campionato italiano di categoria che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 settembre. Saranno le strade della provincia trevigiana le protagoniste anche quest'anno della tanto attesa 6ª edizione di Marca Classica. Sport, cultura e territorio che si uniscono in una sola giornata al suono del rombo dei motori che sfrecceranno attraverso il percorso tracciato lungo le colline del Prosecco. Un percorso alternativo, nuovo rispetto alle precedenti edizioni, ma sempre lungo le colline del Prosecco. Quelle rimangono il punto di riferimento perché piacciono agli equipaggi, perché sono stimolanti, perché appunto le colline stesse e il paesaggio che si può ammirare è unico e quindi è una gara anche piacevole nel guardarsi attorno. Il programma del campionato si svolgerà tra sabato 23, dove a Porta Santi 40 verrà il saluto con le autorità, e domenica 24 settembre, data della gara. Nastri di partenza al BHR Hotel di Quinto di Treviso. Le località che verranno toccate anche dallo stesso controllo orario sono in particolar modo Montebelluna, Castelfranco Veneto e a Valdobbiadene. Follina ci sarà una sosta dove gli equipaggi potranno trattenersi, riposarsi e mangiare qualcosa, quindi apprezzare quella che è la gastronomia del territorio. Protagonista il territorio, ma soprattutto le auto storiche, una 70 le vetture partecipanti. La fanno da padrona le auto, diciamo, d'epoca storica, perché noi si riesce ad accettare l'iscrizione dal 1900 fino al 1990. L'auto in quei periodi ha avuto uno sviluppo sia di tipo, diciamo, motoristico, ma soprattutto di design. Queste auto rappresentano il nostro passato tecnologico della nostra nazione, dell'Europa tutta, e noi siamo felici che questi equipaggi le portino in giro per la marca. Sarà una bellissima edizione, credo, per il percorso presentato, e sicuramente gli equipaggi daranno il meglio. E siamo all'appuntamento come ogni domenica con i servizi storici dei nostri telegiornali, l'archivio di Antenna 3. Andiamo allora al settembre del 1987, quando nella Marca un esordiente Adelmo Fornaciari debuttava con i suoi primi concerti dal vivo con un nome che poi è diventato subito famoso. Stiamo parlando ovviamente di Zucchero. Guardate. Terza tappa trevigiana, allora anzitutto l'atmosfera di Treviso, mi pare che tu ti sia ambientato subito. Treviso è stupenda, è tranquilla e si mangia bene, infatti ho appena mangiato. Si vede. Ecco, parliamo di musica adesso. Tu hai dovuto soffrire molto prima di esplodere come personaggio e di fare quello che vuoi. Che cosa ti è rimasto di quei momenti in cui scrivevi magari canzoni per altri e agivi un po' nell'ombra? Ma quei momenti erano così contro la mia volontà, per cui ho un ricordo un po' traumatico, nel senso che ero costretto a scrivere cose che comunque non sentivo. Costretto perché volevo vivere di musica. Però devo riconoscere che le prime canzoni che ho scritto anche per gli altri, come per Fred Bongusto, per Vanoni, Fiordaliso. Sì. Quando le sentivo incise su dischi interpretate da loro, le prime volte mi davano una sensazione molto bella, perché loro quelle lì perlomeno le hanno interpretate col cuore, insomma. Zucchero e le donne, che rapporto c'è? Credo che tutti abbiano il rapporto che ho io con le donne, nel senso che c'è un odio e amore che mi fa star bene e star male. Pippo, l'ho sentita alla Radio di Stato e l'ho sentita ripulita da una determinata parola. Che effetto ti ha fatto se l'hai sentita ripulita? Ma mi ha fatto l'effetto che mi ha fatto quando ho proposto il video di Solo una sana e consapevole libidine in Rai e me l'hanno censurato. Vale a dire
che qualcuno pensa ancora che una parola del genere possa essere presa troppo sul serio, quando invece ci sono parole più all'apparenza, più eleganti, meno volgari, meno provocatori, che usano soprattutto i politici e che però sono più volgari, più provocanti, più provocatori e più gratuite. Joe Cocker, voi quando vi siete conosciuti personalmente? L'anno scorso l'ho aspettato un'ora davanti a Leonardo da Vinci a Roma, perché lui era lì per fare Domenica In, e l'ho aspettato per avere una foto da tenere in casa mia. Un idolo? Sì, e quando gli ho chiesto una foto lui mi ha detto perché non viene a cena con noi, e da lì è cominciato il discorso. Questo era Zucchero nel 1987 a Treviso, dall'archivio storico di Antena 3. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al Meteo. La nuova settimana, quella che ci condurrà all'inizio ufficiale dell'autunno, inizia con veloci passaggi perturbati, forieri di episodi di instabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto nella giornata di lunedì sarà piuttosto soleggiato al mattino. A seguire temporali sui rilievi possibili entro fine giornata fin verso le pianure limitrofe. Le temperature saranno stazionarie, minime tra 13 e 20 gradi, massime tra 24 e 30 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo addensamenti con possibili rovesci sulle Alpi in estensione nel corso delle ore alle zone circostanti, più soleggiato invece altrove. Temperature minime sui 15-20 gradi, massime sui 25-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo al mattino ma con probabili piogge dal pomeriggio e soprattutto alla sera. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime oscillanti tra i 27 e i 30 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,